Inizia da qui, da Pordenone, il nostro viaggio di Lenga di Aga, proprio attraverso i territori dei comuni friulani in cui la nostra Lenga è ancora parlata e vissuta, attraverso il rumore delle acque che si intrecciano ogni volta con la musica del friulano occidentale, ma non solo. Scopriremo insieme le bellezze che abbiamo dimenticato e a volte le cose nuove, i volti della gente, la nostra terra e i nostri borghi, che sono ancora qui in una musica ancora tutta da scoprire. In questo palazzo di sopra, uno dei banieri, diciamo così, della famiglia Spilimbergo, c'è stata una sperimentazione contemporanea del 1500, cioè ha avuto qui sede l'Accademia Parteniana, una scuola umanistica di eccellenza voluta dal conte Adriano di Spilimbergo, del ramo colto della famiglia, e da Bernardino Partenio, un umanista che ha impostato il programma dell'Accademia, della scuola. Dit quest, ne abbiamo una caratteristica, una vore particolare invece, che fa differenza rispetto a tutto il resto dal Furlan o gran parte di questo. E si chiama non in tutto il territorio di Montreal, ma in particolare della frazione Castello, e che è presente che è l'evoluzione dal latino volgare, no? Dunque invece di ciasa o gialina, avere in ciaso e giallino. Queste sono caratteristiche, una vore conservative che si chiate in questi stieri e te alte di Val di Guard, dunque una vore lontane come zona, anche se queste anticamente era una vore pandude dal Friuli e i documenti storici danno testimonianze di questo. Qualcuno dice, ma come fai tu a fare una roba così lineare, dopo tu passi a una roba... Ma queste robe sono diverse per forma. Perché se differenza passa fra una macchina e una bicicletta. Che sono due mezzi per spostarsi, no? Con due principi diversi, due diversi. Una bisogna pedalare e l'altra no. Però serve così da chi è là. Ande un caldis va la montagna, tu passi Slovenia ma non pincian. Montagna è un cielo migratore. Ecco, allora al ven da noi passa Slovenia, che è il paese che disore, ma a pincian sicuramente lo fermare.